lo riprendono un sacco di tempo, dopo un sacco di tempo. Io infatti ripartiamo dalla divisione 7. Porca puttana. Ripartiamo dalla divisione 7. E vabbè, raga. Divisione 7, fase 10. Andiamo al match. Napoli-Barcellona. Tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere. Ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare le fondamenta su cui si reggerà il proseguo si parte. della stagione. Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi. Proviamo a fare il solito nostro gioco, io. Ecco qua, partecipare alla prima palla, perfetto. Reggiamo molto sulle fasce laterali, molto con gli esterni. Grande Mario. Proviamo a chiudere, vai Zelo, niente, attenzione, attacca il Barça. Chiude Meret. Non via Alex, dava al capitano. Che proviamo a ripartire subito. Di Lorenzo. Altro errore. E io si vede che sto giocando poco, no? Devo prendere un attimo la mano, ok? C'è Roberto Carlos là in fascia. Questo è il Marchegiani portiere a parlare, Non lo nego. Direi alla difesa di pensarci 2 volte prima di atterrare. Si attacca il Barcellona, devi chiudere Mario, devi chiudere Mario. Rachmani. Fantastico. Osimhen apre per Lozano. Anghissà dentro per Di Lorenzo. Giannino prova il dribbling, se ne va Giannino, sì, se ne va Giannino, incredibile, para per Osimhen, e voleva scaricare per Kviscia, ma niente da fare. Recupera palla, Zielinski dentro per Kviscia, Kvaratskhelia che apre il destro, la parata del portiere. E poi Lozano, parata il dribbling, attenzione, Di Lorenzo. Palla per il Barça. Primo brivido grazie a Kviscia, Kvaratskhelia. Attenzione, Di Lorenzo dentro per Lobotka che vede Osimhen che si gira, fantastico. Porca troia, ho sbagliato io. Osimhen, Ter Stegen. Niente da fare. Grande Barça. Attenzione Anghissà, proviamo a chiudere, chiude Anghissà, fantastico, Anghissà va dentro da Osimhen che si gira, la Kviscia, Kvaratskhelia, Krasnikvara, deviazione, calcio d'angolo. Devia la palla in calcio d'angolo. Zielinski prova ad andare da Osi per il nostro solito schema, dentro Osi per Lozano che stava combinando il Ciughi. Stavo combinando il Ciughi. Anche sta Osimhen deve scattare il palla e perde palla. Prova a ripartire, ma grande Mariettello Rui che apre per Kvaratskhelia e prova il dribbling. Fermato Kviscia. Chiude tutto Rachmani che ha appena rinnovato. Mario Rui, Lobotka. Facciamo girare bene la palla, però Kim stava per fare un errore spaventoso. Meret ci metti una pezza. Rachmani dentro per Lobotka. Anghissà prova ad aprire, non ci riesce, recupera Di Lorenzo, ci stanno chiudendo bene per il momento, Kim, Di Lorenzo, proviamo a fare un po' di triangoli, ci riusciamo, Anghissà sbaglia l'ultimo passaggio verso il Ciughi che poteva aprire la strada al messicano per la porta, niente da fare, Lobotka però recupera palla, prova ad aprire per Kviscia, non ci riesce, Mario Rui, favoloso, ancora Lobo. Un po' di confusione al centrocampo in questo momento e perdono palla. Anghissà. Lozano, grande palla per Lozano di Anghissà. Ne va il Ciughi. Manda Roberto Carlos. Osimhen, recupera palla Osimhen. Cross di Osimhen, c'è Kvaratskhelia che stava caricando il destro. Zielinski, Osimhen dentro. Lozano, la parata di Ter Stegen. E qui miracolo di Ter Stegen. Porca troia.
siamo andati vicinissimo al gol. Azione un po' confusionaria, ma stiamo arrivando alla conclusione. Mario Rui, bel break a centrocampo. Allora per Kvaratskhelia che la dà subito ad Osimhen che si gira, vede Anghissà dentro, Anghissà, Zielinski la dà subito a Lozano, ci mette un'ora per girarsi e il risultato è che perdiamo palla. Il primo tocco dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Terzo il lancio, c'è Giannino Di Lorenzo, riesce ad appoggiare per Zielinski, attenzione Osimhen, si gira Osimhen, allarga per il Ciuchi, fantastica palla, il Ciuchi va in cross in mezzo, Kvaratskhelia. Buona l'idea e l'esecuzione, forse meritava miglior sorte. Ma era una palla troppo veloce per lui, comunque era giusto provarci. Roberto Carlos. Stiamo attaccando, stiamo provando a chiuderli, ma adesso attaccano loro, attenzione Roberto Carlos, Lobotka su Roberto Carlos, fantastico. E recuperiamo palla. Va il capitano, la dà Kim, che vede Anghissà dentro per Lobotka. Lobotka, gran palla per Mario Rui, fantastico. Prova a partire Kvaratskhelia. La palla arriva alla fine Zielinski che la ridà a Kvaratskhelia, un gioco un po' strano. Kvara prova a dribblare, non ci riesce. Rachmani, errore spaventoso Rachmani, attenzione, proviamo a chiudere. Kim la dà Meret, gestiamo con calma. Rachmani, cerchiamo di non fare puttanate alla fine. Kim, Di Lorenzo si fa rubare palla, Meret, e finisce qui il primo tempo. Bene così. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Stiamo giocando bene, adesso sono un po' più incisivi. Ho anche finito di mangiare. Bene così avanti Napoli. Vediamo se il nostro amico ci può fare prendere. Comunque oggi stiamo giocando bene. Adesso posso parlare anche un po' più tranquillamente. Stiamo giocando bene, stiamo provando a giocare sulle fasce, stiamo crossando, stiamo tirando, stiamo facendo il nostro gioco perché noi giochiamo con le vie laterali. Infatti si vede che abbiamo più facilità di corsa sulle fasce e dobbiamo solo cercare di mandare in porto Osimhen. Cambio di giocatori. Infatti ho bevuto, loro battono e recuperiamo palla, perfetto. Anghissà, Lobotka, Zielinski, allarga per Mario Rui, attenzione Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, dribbling favoloso di Kvaratskhelia dentro per Zielinski che allarga per il Ciuchi Lozano, Lozano prova a tirare, ma chiude Roberto Carlos. È stata una bella azione qui. Di Lorenzo, fantastico Di Lorenzo. Fallo laterale nostro. Giannino. Lozano prova a cambiare tutto. Perdiamo palla, Mario Rui la recupera, allarga per qui c'è Kvaratskhelia che solo Kvara vede Zielinski che la ridà a Kvaratskhelia, grandissima triangolazione, il cross di Kvaratskhelia, c'è Osimhen! La mette fuori Osi, bella azione. Osimhen purtroppo non è preciso qui. Attenzione, Lobotka prova a ripartire subito, niente da fare. Attenzione, attaccano loro ma Kim recupera palla. Anghissà, Zielinski appoggia per Lobotka che apre per Mario Rui, bellissima giocata. Mario Rui vede Kvaratskhelia, forse potevamo andare anche direttamente da Osimhen in questo caso. Di Lorenzo, chiusura favolosa di Giannino Di Lorenzo che allarga adesso per il Ciuchi Lozano che crossa verso Osimhen. La palla non arriva ad Osi. Mario Rui
Si allunga un po' troppo la palla, recupera Zielinski e prova a darla ad Osimhen, niente da fare, attenzione, attaccano loro, attacca il Barça, deve chiudere Kim, grandissimo Kim, la chiude, la dà Rrahmani, Meret, Di Lorenzo, bravissimo Di Lorenzo, allarga adesso per Chucky Lozano, perde palla Anghissà, che non sta giocando una partita spettacolare fino ad ora, perdiamo qui palla, peccato. Grandissimo recupero di palla di Lobotka, ancora Anghissà, sbaglia, ancora Anghissà. Si attacca il Barcellona, deve chiudere Giannino, cross in mezzo, Rrahmani, nonostante non sia proprio in formissima, sta facendo un partitone fino ad ora. Zielinski, attenzione Mario Rui, allarga subito per Kvaratskhelia che dribbla e lascia sul posto il difensore e poi prova a lanciare Osimhen, se ne va Osimhen, fermato sul più bello, Victor Osimhen. Attenzione, recupera palla Zielinski, vede il Chucky Lozano che prova ad andarsene, ma Roberto Carlos recupera. Dobbiamo recuperare palla subito a centrocampo, ci riesce Lobotka che la dà ad Osimhen, invece no. Un po' di confusione in questo momento, Rrahmani, Zielinski dentro per Anghissà, per Osimhen che non riesce a mettersi faccia alla porta, attenzione, Mario Rui, Zielinski, Anghissà, si gira Anghissà, attenzione, Zielinski la dà ad Osimhen, prova a darla a Lozano, proviamo a buttarci un po' più in attacco, io regoliamo palla, proviamo a fare anche qualche sostituzione, proviamo a riportarla a casa, sono sincero, questo porta a casa, un po' Elmas al posto Anghissà che sta giocando benissimo, Anghissà, sta Olivera in formissima, lo mettiamo un po', di ora Spadori e Simeone no, stanno normale, lascio così, faccio giusto questi due cambi, un po' di freschezza a sinistra e un po' di freschezza in mezzo al campo perché Anghissà sta tentennando un po' oggi, non mi sta proprio facendo impazzire, tanto tendiamo il nostro avversario. Io faccio una avuto, vediamo se ok, aveva fatto qualcosa anche lui, tanto sostituzione, ok, attenzione Di Lorenzo, Elmas, Lozano, provato ad invocare subito, niente da fare, Kim deve chiudere, grande Kim, attenzione, grande Elmas, partita combattuta fino ad ora, attenzione Di Lorenzo, la dà subito a Meret per evitare anche di perderla, grandissimo Meret la lascia lì a Rrahmani, no, errore spaventoso, mamma mia, qui ce la caviamo. Andiamo lungo con Meret, vai, lungo da Osimhen che deve provare a fare da torre, ci riesce, attenzione, recupera palla Elmas, Osimhen fa a correre, Lozano, se ne va Lozano, che cazzo ha preso Ter Stegen, ragazzi, che cazzo ha preso Ter Stegen, calcio d'angolo per noi che meriteremmo veramente il gol. Zielinski prova ad andare ancora da Osimhen che prova a fare la sponda, non ci riesce, deve arrivare Lobotka sulla palla, Lobotka perde palla, attenzione, la recupera Olivera, il cross di Olivera, no. Perché? Il lancio del portiere Ter Stegen, attenzione Kim prova a chiudere, stanno attaccando loro adesso, attenzione Rrahmani, recupera palla Rrahmani, la ridà Meret per evitare i problemi, che spazza verso Osimhen che appoggia ad Elmas che però perde palla, Elmas recupera Rrahmani, attenzione Di Lorenzo
Rachmani, direttamente da Osimhen che prova a far correre subito Lorenzano, entra a fare. Attenzione, Zielinski recupera una palla forte, Zielinski. Tocco morbido. Ci l'hanno magnato io. Ci l'hanno magnato. Ci siamo proprio divorato quel gol. Olivera, attenzione, Zielinski si gira, dentro per Kvaratskhelia, dentro per Osimhen, Lobotka, vede il Ciuchi, Lozano, il cross di Lozano, Osimhen! Incredibile, attenzione, Elmas, dentro, Zielinski! La risolve Zielinski! Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla. Palla recuperata da Elmas e Zielinski la risolve, ragazzi. Lobotka, attenzione Osimhen, Kvaratskhelia, attenzione, non dobbiamo fare follie, la portiamo a casa, porca puttana, al 90esimo, la risolve Zielinski. La risolve Zielinski, meritatissima, partita meritatissima, risolta da 0 al 90esimo.